Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta con noi in studio, abbiamo il piacere di avere Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso, grazie di essere qui con noi. Quindi Grazie a voi, abbiamo i buongiorno. trevigiani che sappiamo che ci ascoltano, anche molti intervengono, che avranno modo di eventualmente interagire con lei, però tanto sappiamo che sarà anche molto chiaro nelle spiegazioni che serviranno, speriamo anche ad esempio per altre realtà provinciali in senso virtuoso del termine. Quindi parleremo di diversi argomenti, perché poi lei ha un ruolo anche come presidente per quel che riguarda le province del Veneto, vicepresidente nazionale, coordinatore, diciamo così per semplicizzare, quindi ci racconterà anche la realtà che si prospetta per le province. Padova per esempio vanno ad elezioni, però non sono coinvolti i cittadini, alcuni manco lo sapevano, non avevano capito come funzionava, pensavano che le province sparissero, poi ci sono ancora, però la delega è importantissima al lavoro, di quello di cui vogliamo parlare nella prima parte, proprio perché non c'è molta informazione al riguardo, chi la potrebbe rivestire, in che termini e come. Parliamo intanto di questo e di altro ancora, di quello che lei ancora riesce a fare con le ridotte risorse di cui è in dotazione attualmente. Allora, delega al lavoro vuol dire che voi rivestite un ruolo strategico e molto importante in questo momento di crisi. Ci faccia un po' un panorama della zona della provincia di Treviso, della Marca trevigiana, e vediamo di capire anche le strategie che voi avete pensato, avete adottato e anche i risultati che sono stati conseguiti. Ma le varie province svolgono questa funzione sul lavoro, formazione professionale, per cui anche la scuola d'obbligo, che è una delega della Regione dal 2001, che noi svolgiamo proprio per formare i ragazzi, e dall'altra parte abbiamo anche l'accompagnamento alla formazione degli adulti, per cui persone espulse dal mondo del lavoro che vengono riformate attraverso dei corsi diurni e serali. Complessivamente erano 42 i corsi che facevamo, e abbiamo i centri per l'impiego. Il vecchio ufficio collocamento era stato trasferito poi alle province. Noi abbiamo messo in piedi, data la nostra particolarità della provincia di Treviso, ricordo 900.000 abitanti, 103.000 partite IVA, di queste sono 89.000 le aziende che lavorano, una forza lavoro di 370.000 persone, dall'altra parte per cui dal 2008-2009, momento di crisi, anche noi abbiamo vissuto una crisi difficile, tremenda per quanto ci attiene, e i nostri uffici del lavoro hanno avuto un massiccio riconoscimento della loro professionalità, in quanto, do un dato, nel 2013 nei nostri uffici sono 18 sportelli che noi abbiamo a disposizione per il pubblico nella sede di Sant'Artemio. 105.000 persone si sono rivolte agli uffici della provincia di Treviso. Quindi vuol dire che c'è anche grande credito, insomma, di cui godono le province. Ma perché? Perché siamo riusciti a Treviso a mettere in piedi una struttura che dà delle risposte. Noi siamo, fra virgolette, un po' i competitor delle agenzie interinali. Le agenzie interinali sono privati che offrono lavoro e ovviamente hanno dei costi in cui il soggetto che acquisisce un lavoro e l'azienda deve corrispondere un utile di impresa, perché è un soggetto privato. La provincia invece, essendo un organismo pubblico, non fa pagare niente al ragazzo o al signore a cui troviamo un lavoro e all'azienda che ci richiede il lavoratore. Ecco, però quindi voi avete aziende che si rivolgono a voi, e questa è una cosa importante. Abbiamo aziende che si rivolgono a noi e ci chiedono professionalità. E professionalità che vengono altrettanto da voi, fiduciose di poter trovare qualcosa, per non gli ultimi degli ultimi. Insomma. Professionalità che abbiamo creato attraverso i corsi formativi, attraverso la scuola secondaria e universitaria, attraverso le professionalità delle persone che vogliono modificare il loro percorso lavorativo o che sono state espulse dal mondo del lavoro. Tutto questo insieme di professionalità le mettiamo all'interno della banca dati, e a seconda dell'imprenditore che ci chiede il metalmeccanico o il lavoratore del legno o il lavoratore edile o l'elettricista o l'elettronico o l'ingegnere informatico, noi diamo un ventaglio di professionalità basate sulla richiesta dell'azienda e forniamo queste persone. A discrezionalità dell'azienda hanno un colloquio, e dopodiché per le persone a cui rispondono di più alle loro aspettative vengono assunte. Ma abbiamo messo in piedi anche dei percorsi, perché non possiamo negare che gli ultimi 6 anni, soprattutto, la crisi è stata pressante anche da noi. Noi eravamo a una disoccupazione del 3% nel 2008, attualmente siamo sul 6,5%, che è esattamente la metà della disoccupazione a livello nazionale.
Anche sui giovani fino ai 28 anni non abbiamo una disoccupazione del 42% come ce l'ha a livello nazionale, siamo attorno al 22-23%, per cui abbiamo numeri dimezzati. Ma questo è il vostro noi, centro studi che elabora. questo è il nostro centro studi, è la fotografia della provincia di Treviso. Okay. A fronte di questo abbiamo messo in piedi delle opportunità attraverso dei bandi specifici che noi abbiamo con le poche risorse che ci sono rimaste. Apro una parentesi, noi abbiamo avuto una riduzione della nostra capacità di spesa di circa il 32% negli ultimi, grazie agli ultimi 3 premier, partendo da Monti, partendo da Letta e in ultimo Renzi, che hanno diminuito tantissimo portando via non trasferimenti, perché noi sono ormai 12 anni, non ci danno più trasferimenti lo Stato, ma tributi propri che sono stati portati a Roma, non tolti, ma sono stati portati a Roma, per cui una beffa oltre che un danno. Con le risorse siamo riusciti a mettere in piedi dei progetti importanti che riguardano i ragazzi diversamente abili, che riguardano gli over 50, che è difficile trovare una ricollocazione, riguardano soprattutto anche il fenomeno del suicidio. Piccole aziende, imprenditori in grandissima difficoltà, un sportello nel quale li assistiamo con psicologo e che si rivolgono a noi, li assistiamo con un psicologo e cerchiamo di rintrodurli attraverso appunto delle iniziative che poi spiegherò. E la grande soddisfazione che ho avuto è stata quella con un progetto futuro a costo zero. Cosa significa? Esatto, cosa significa? Allora, sentivo, essendo sempre in giro per il territorio, sentivo tantissimi imprenditori che mi dicevano io avrei bisogno di una persona, anche di un giovane da formare, perché il piccolo imprenditore vuole formare il giovane dei 20 anni, no? Per spalmarlo la sua attività, il suo modo di pensiero. Però ho paura di assumerli perché se li assumo poi subentrano il sindacato, subentra il licenziamento, non posso lasciarlo a casa. Allora ho lanciato un progetto nel quale la provincia si assume la responsabilità di questa entrata nel lavoro di un giovane per i primi 6 mesi. Cosa vuol dire si assume la responsabilità? Nel senso che noi paghiamo gli aspetti assicurativi e contributivi all'imprenditore, per cui diamo un giovane, Mario Bianchi, certo, va a lavorare 6 mesi in questa azienda, noi paghiamo, tecnicamente si parla di uno stage, noi paghiamo gli aspetti assicurativi e contributivi, per cui l'assicurazione e i contributi che per legge sono dovuti, sollevando l'imprenditore per i primi 6 mesi, ha una piccola paghetta che viene data a questo giovane, è un progetto che vale fino ai 28-30 anni come ragazzi. Se dopo i 6 mesi o se anche dopo 2 mesi o 3 mesi l'attinenza di questo ragazzo si sposa con l'aspettativa dell'imprenditore, cioè una caratteristica particolare di questo giovane verso quel tipologia di lavoro, entra a tempo indeterminato, viene assunto a tempo indeterminato. Noi corrispondiamo anche un benefit all'imprenditore, diamo un incentivo per dire grazie che ci hai risolto un problema, per cui abbiamo grosso modo uno stipendio viene dato all'imprenditore, all'impresa che lo assume. Questo per dire che negli ultimi 18-20 mesi con questo progetto io in provincia di Treviso sono riuscito a collocare 4.500 ragazzi che hanno iniziato un percorso lavorativo all'interno dell'azienda. Stiamo ancora lanciando questo progetto, un po' in forma più ridotta perché purtroppo anche il decreto legge 66, e adesso so che sto parlando in termini che i telespettatori non capiranno, ma i famosi 80 euro che Renzi ha tanto decantato ai lavoratori, a una piccola parte dei lavoratori, sono soldi sottratti al pubblico, ai comuni, alle province, alle regioni, per pagare questi 80 euro. Più una parte della Banca d'Italia che deve pagare, che sono aumenti di costi di conti correnti e capital gain all'interno delle banche. Allora, questi soldi ci sono stati tolti dalle province e io ho dovuto ridurre questo progetto su futuro a costo zero. L'altro progetto che volevo sottolineare è quello dei lavoratori, il fenomeno dei suicidi. Dicevo prima, noi abbiamo
contattiamo queste persone. Continuano a verificarsi i suicidi? Si continuano, stato, purtroppo c'è stato... Perché non ne parlano più i media nazionali, quindi per molti è un dato di fatto che non esiste più. Invece diciamolo, perché molti ci seguono anche da Roma. Pochi giorni fa purtroppo è successa una cosa simile, no? Esatto. Un suicidio. Allora, le persone in difficoltà, noi abbiamo cercato di, abbiamo bisogno della collaborazione dell'imprenditore stesso che è allo stremo, che si rivolge a noi, oppure anche dell'amico, del conoscente che si rivolge a noi e noi facciamo questa consultazione, vediamo il caso. Al primo momento c'è l'aiuto di un psicologo, dopodiché viene inserito in una squadra nel quale si capisce le motivazioni, se è una motivazione legata a uno stress troppo esposto, se è un problema legato solamente al lavoro, e ricreiamo le condizioni affinché possa reinserirsi nel mondo del lavoro con una sua tranquillità. Negli ultimi 24 casi che abbiamo analizzato e che abbiamo aiutato, una parte siamo riusciti anche a metterli insieme, creando delle piccole cooperative per cui lavorano anche insieme, hanno la stessa tipologia di problema, lavorando insieme però hanno iniziato un nuovo percorso lavorativo. Altri che proprio erano stremati, siamo riusciti a collocarli come lavoratori dipendenti e tanti altri sono ripartiti con la propria partita IVA e vengono seguiti fino a che avranno raggiunto il proprio equilibrio, la propria forza per continuare con le loro gambe. Over 50 è un altro progetto che invece facciamo relativamente alle persone e queste sono le particolarità più difficili, persone oltre 50 anni che vengono espulse dal mondo del lavoro e che è difficile ricollocare perché non ci sono dei contributi nazionali assistenziali, non hanno la possibilità di avere defiscalizzazioni di datori di lavoro e questi puntiamo tanto sulla riqualificazione, facendo dei corsi di riqualificazione e lavorando con quelle imprese puntando sulla professionalità, perché una persona di 50-55 anni ha un patrimonio lavorativo nella sua vita che è determinante in certi casi per le aziende e noi stiamo puntando su questo. L'altro fenomeno credo che sia anche questo con soddisfazione, ragazzi diversamente abili. Che questi infatti non hanno possibilità di essere... Che questi hanno pochissima possibilità. Le agenzie interinali non li trattano perché ovviamente non è deve avere una certa assistenza. Noi possiamo dire con soddisfazione che siamo la provincia nel Veneto che più colloca questi ragazzi. La legge cosa prevede? Prevede che ogni determinato numero di lavoratori tu devi assumere un lavoratore svantaggiato, diversamente abile. Certo. La possibilità, se io non voglio assumere il lavoratore, ho la possibilità di pagare un corrispettivo mensile alla Regione del Veneto perché non assume il lavoratore. Questo bando, questo fondo, viene poi distribuito per la ricollocazione di questi soggetti. Ecco, noi su questo siamo la provincia che meno sfrutta il fondo per quanto riguarda appunto le aziende che pagano questo fondo, perché in un sistema o in quell'altro riusciamo sempre, capendo anche il momento di crisi, riusciamo a inserire anche questi ragazzi. Nonostante tutto. Nonostante tutto riusciamo, perché vengono anche preparati, facciamo dei corsi anche per questi ragazzi. Ecco, ma spiega un attimo a coloro che da altre province, altri territori, altre regioni ci seguono e dicono, e sono venuti anche a testimoniare, hanno anche chiamato più volte disperati dicendo ma questi centri per l'impiego non funzionano, non danno delle risposte, sono dei non luoghi e quindi molti anche non li sentono come referenti istituzionali importanti come viceversa dovrebbe essere. Gli imprenditori non fanno capo, quindi non diventano appunto, e quindi questo è tutto vantaggio ovvio delle agenzie private che svolgono questo compito. Come siete riusciti voi a mantenere un livello di efficienza, di controllo di attività di questo tipo? Cioè, qual è un po' il segreto dietro le quinte? Il segreto credo che sia è una ricerca e soprattutto un progetto storico che la provincia di Treviso ha sempre svolto con attenzione. Si è legato al grande numero di imprenditori, Treviso era il motore del nord-est, certo, per cui grande tipologia Dall'altra parte è legato alla formazione professionale. Le formazioni professionali vengono svolte dalle province, dicevo prima, con una legge del 2001. Noi come provincia di Treviso siamo stati sempre all'interno del Veneto la provincia che più ha fatto formazione professionale perché la richiesta degli imprenditori richiedeva tantissimi tornitori, pasticceri, parrucchiere, parrucchiera e allora abbiamo sempre avuto
un grosso numero di questi corsi. L'abbinamento a questa tipologia di formazione con il fabbisogno dei lavoratori a parte delle aziende ha fatto sì che siamo un po' la punta di diamante all'interno del Veneto e credo anche a livello nazionale su queste due tipologie. Un attimo solo, pronto? 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 Sì, pronto, Pronto? buongiorno. Da dove chiama? Buongiorno. Da Treviso. Dica, dica. Io vedo il Presidente adesso. Sì. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Niente, io l'ho seguita adesso che ero di guardare il programma. Mi sono una delle categorie protette. Ho svolto il colloquio là da voi in provincia. E niente, mi sono fatto il caffè mandare su un'azienda a fare un colloquio di lavoro. Ho fatto il colloquio, dopo un periodo breve mi hanno accettato la domanda di essere a lavorare là da loro, ho cominciato a lavorare, dopo aver fatto un mese di lavoro come mulettista col patentino che ho io da tantissimi anni, mi hanno passato un altro posto di lavoro e dopo mi è venuto un piccolo malore che sarebbe stato, non so, un tipo di amnesia di un minuto che è dovuto alla fatica del lavoro. E nonostante ciò, subito dopo mi ha lasciato a casa dopo il giorno che mi è successo questo piccolo sgravio fisico. Allora, com'è che la mettiamo col fatto che l'azienda assume in categorie protette proprio perché ha l'agevolazione che non paga, o adesso non lo so benissimo come funzioni, comunque ha delle agevolazioni fiscali a assumere delle categorie protette e dopo mi lascia a casa per un piccolo banale malore e mi risponda. Certo, Da che lei dice che state dando una mano a tutti quanti, delle categorie protette. Non ho detto tutti quanti, ho detto che stiamo del suo facendo... intervento, grazie. No, ringrazio per quello che ha esposto. Noi stiamo cercando di dare una mano a quanto tutto c'è possibile. Non ho detto che risolvo tutti i problemi, magari potessi risolvere tutti i problemi. Sto dicendo che siamo coloro che forse si impegnano di più e che abbiamo dei numeri che ci danno anche una se non altro il telespettatore è entrato in azienda, il problema è il successivo che da parte dell'azienda... Esatto, io non so questo caso specifico, non vorrei che l'imprenditore a fronte di quel lieve malore che ha avuto il lavoratore abbia bisogno di avere delle ulteriori certificazioni o rassicurazioni mediche, questo non lo so, questo è il caso, ma la dimostrazione che questo signore era riuscito a entrare in un'azienda dimostra la nostra buona capacità di relazionarci con le imprese. Questo è un problema che sicuramente avrà dei risvolti, nel senso l'imprenditore... Infatti non può lasciarlo chiuso così, magari interessi il sindacato, oppure se è una questione di carattere anche legale. Bisognerebbe capire le motivazioni che hanno indotto il datore di lavoro a lasciare a casa questo signore in base a quel malore, perché il datore di lavoro potrebbe aver preso anche paura di dire le motivazioni quali sono, dovrò cambiargli tipologia di lavoro, forse sapendo anche qual è il nome della ditta o del signore potrei dare delle risposte più dettagliate, più tecniche, più certe. Infatti magari se vuole può chiamare in regia, lasciare giù il nome dell'azienda, il suo nome, magari lo può fare contattare. Esatto, facciamo una verifica con un numero di telefono e poi io lo farò contattare e gli daremo una risposta. Assolutamente, comunque grazie della segnalazione per il nostro telespettatore. Volevo segnalarle un po' qual è appunto il quadro che si presenta nel territorio della provincia di Treviso, perché sapevamo che era una delle zone trainanti, per carità, per moltissime imprese, non solo di piccole dimensioni, parliamo dello Sport System per esempio che era a livello nazionale e internazionale e ha avuto una debacle importante, però aveva una grandissima tenuta, quindi vediamo di fare una panoramica anche di questo, se riusciamo. Come dicevo, la crisi è passata da noi anche in maniera forte, perché i numeri, dicevo prima, sono reali. Dobbiamo dire che il settore che è più sofferto in assoluto è il settore dell'edilizia e tutto il collegato all'edilizia. Se pensiamo che nel 2013 abbiamo perso quasi 3.500 aziende,
dopo qua ci sarebbe da fare le spiegazioni perché tanti erano assunti all'interno della stessa azienda con una partita IVA, ma comunque grosso modo abbiamo perso circa 3.500 aziende. I numeri complessivi sono che se nel 2008 noi avevamo circa 26 miliardi e mezzo di PIL come provincia di Treviso, siamo attorno ai 24,5, 25, per cui abbiamo perso quasi 1,5 miliardi, 2 miliardi di PIL nel nostro territorio. Non è poca cosa. Non è poca cosa, anzi è quasi un 10% di quello che era il nostro PIL. La situazione è che quelle aziende che sono riuscite a fare una trasformazione, stiamo parlando di metalmeccanica, di commerciale, di mobilifici, abbiamo 2 grossi distretti del mobile, le scarpe sportive, Sport System, quelle aziende che sono riuscite per prime a investire nell'azienda e mettersi in rete con il mondo globale, per cui l'export, creare il percorso dell'export, sono quelle aziende che ancora reggono e che anzi reggono e stanno lavorando molto bene. Sabato abbiamo avuto la fortuna di avere il presidente di Confindustria Sguinzi a Treviso, che è venuto a inaugurare un ampliamento, un stabilimento, un parchetificio e che sicuramente dà la dimostrazione che questa impresa lavora con il mondo, il 50% lo porta fuori a livello mondiale, e credo che questa sia una situazione, ma oggi leggiamo sui giornali che l'amico Bruno Vianello della Texa, che fa domotica per tutto l'aspetto macchinari, per cui alta tecnologia, ha avuto riconoscimento dalla Germania sull'automobile, per dire che sono aziende, la Kame, che sono aziende che lavorano molto bene. Nel Sport System la Diadora è stata recuperata e sta lavorando molto bene. Allora ci sono le aziende che hanno saputo posizionarsi a livello mondiale, mercati esteri, stanno lavorando bene. Abbiamo il settore dell'agroalimentare che sta viaggiando anche questo bene grazie al Prosecco, ma grazie anche ai prodotti Pasta Zara, per fare un esempio, che esporta in 136 paesi del mondo. Sono realtà forti, sane, che danno soddisfazione. Abbiamo i rimanenti però, perché in questi... Che sono i consumi interni che invece abbiamo le piccole aziende, quelle che stanno ancora soffrendo, perché stanno ancora soffrendo soprattutto per la grossa crisi dell'edilizia, e stanno soffrendo perché devono rimodernare i propri processi lavorativi e devono soprattutto guardare al futuro cercando di aggregare le aziende, perché l'azienda piccolina mai fa fatica in un mercato locale a resistere. Quindi lei sottolinea un altro aspetto di cui abbiamo parlato tante volte, quindi lo ribadisce anche con conoscenza del territorio, l'aggregazione delle aziende. Torniamo su questi componenti qui proprio per dare anche dei suggerimenti alle imprese anche di carattere piccolo che magari possono aver bisogno di un aiuto, come tante volte ci viene sottolineato. Dopo la pubblicità, tra poco.